Si sblocca l'avvertenza sul rinnovo del contratto per i 13.500 dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Dopo giorni di tensione e la rottura annunciata, la Regione presenta oggi in aula l'emendamento da 13 milioni di euro nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Determinante la retromarcia della CGIL, che ha revocato il presidio previsto sotto il Consiglio regionale. Il sindacato riconosce la disponibilità dell'amministrazione a riaprire il tavolo sulla parte giuridica del contratto e apprezza lo sforzo fatto sul piano economico. Con grande soddisfazione ho annunciato ieri che presenterò l'emendamento. Grande soddisfazione perché è una manovra importante quella dell'emendamento che viene presentato, che per la prima volta uniforma il comparto unico del Friuli Venezia Giulia, estende il welfare a tutti i dipendenti del comparto, porta un aumento complessivo del 9,5% per i dipendenti a fronte di un rinnovo contrattuale, quello del 22-24 particolarmente complesso, e sono contento che c'è stata grande responsabilità da parte delle sigle sindacali, da parte della politica che si è espressa in questi giorni, da parte di ANCI, da parte di tutti, per capire che questa è un'opportunità da cogliere. Quindi nei prossimi giorni qui in aula arriverà quell'emendamento, verrà votato presumibilmente a larga maggioranza e finalmente potremo dare le risposte che i nostri dipendenti, i nostri oltre 13.000 dipendenti si aspettano per il lavoro prezioso che fanno per la nostra comunità. Le risorse previste includono 2,35 milioni per l'aumento degli stipendi e 10 milioni e 700 mila euro per le misure del welfare distribuite tra regione ed enti locali. Soddisfatta la CISL, resta critica invece la CISAL, che definisce ancora insufficiente l'offerta. Il clima si distende anche sul fronte politico, con aperture delle opposizioni al tavolo svolto sulla manovra.